a tuffarsi in un canale vicino al cavalcavia di Via Martiri della Libertà. È andato incontro a quasi morte certa per ipotermia, dati i rigori dell'inverno. È riuscito però ad evitare la cattura, a differenza di un suo complice che è stato catturato. Si tratta di un 33enne tunisino pluripregiudicato addosso, aveva 3 involucri di sostanza stupefacente. E ora parliamo di autostrade. Si fa sempre più aspro lo scontro sull'aumento delle tariffe autostradali. Sono arrivati moltissimi appelli, soprattutto dai consiglieri regionali a Zaia, affinché la CAV riduca o comunque pensi ad agevolazioni e riduca insomma le tariffe per gli automobilisti. Pare che le concessionarie si siano scatenate proprio nel Veneto e sentiamo quello che è accaduto in regione. Rincari delle autostrade, polemiche e botta e risposta a distanza tra il presidente della concessionaria CAV, Tiziano Bembo, e i 2 consiglieri regionali del PDL, NCD, Dario Bond e Pier Giorgio Cortellazzo. L'aumento serve per pagare il passante, ha spiegato Bembo, dopo la rivolta dei pendolari contro il rincaro del 250% sulla Milano-Padova, e i 2 consiglieri regionali hanno risposto chiedendo la convocazione della Commissione Trasporti. Vogliono capire dove intervenire, perché hanno dichiarato non si può spendere uno stipendio in più all'anno per raggiungere il posto di lavoro. La CAV risponde che le tariffe erano ferme da 5 anni e Bond e Cortellazzo controreplicano che non si può infliggere un salasso dall'oggi al domani soltanto perché non ci sono stati gli aumenti prima. Bembo ha snocciolato poi le spese che la società ha dovuto e deve sostenere: 10 milioni di investimento l'anno, 230 dipendenti da pagare che includono il personale della vecchia Venezia Padova a fronte di un chilometraggio 3 volte superiore, e infine la concessione dura soltanto 23 anni e non 40 come tutte le altre nel paese. E allora, ribattono i 2 consiglieri regionali, i bilanci sono in ordine ugualmente, è stato assicurato, e dunque meglio ragionare sulle agevolazioni per evitare che gli automobilisti veneti siano i più tartassati del mondo. Già, pare che le autostrade del nord-est siano le più care del pianeta. Venezia-Belluno andata e ritorno costa 16 euro, una follia, come quella di continuare a lavorare e vivere nel Veneto facendo salti mortali per pagare le tasse. Roba da eroi. E un appello è giunto a Zaia perché riduca i pedaggi autostradali e quindi non porti